Cari telespettatori, rieccoci insieme, ricominciamo il nostro ciclo di appuntamenti belli freschi e essendo un appuntamento prossimo, immediato, non potevamo non farlo con Gianangelo Bellati, in questa veste di presidente di Longarone Fiere. Tante vesti viene Gianangelo Bellati qui in studio questa volta, ben arrivato, ben ritornato. Perché? Perché c'è un evento molto importante, molto bello perché proprio particolare, ricco di tanti significati ma anche di contenuti ed è questo weekend praticamente, quello del 15, 14, 15, quindi sarà un sabato e una domenica a Longarone Fiere, quindi una località che già offre di sé per sé la possibilità di essere visitata, ce n'è parecchio, però con questo evento che voi avete ben rimpinguato in tutti i modi possibili, perché guardavo il programma, è ricchissimo, ha un valore in più. Che cos'è? Sì, intanto il programma si può trovare tranquillamente sul sito Longarone Fiere, c'è una parte che è dedicata alle foreste. No? Basta cliccare foreste e viene fuori l'incontro del 14-15. Si tiene a Longarone, quindi coloro che vogliono andare a fare il fine settimana, è previsto bel tempo, consiglio comunque di passare perché abbiamo il festival da una parte che è tutto un insieme di eventi, di convegni, e anche di situazioni molto interessanti, soprattutto per i giovani, perché viene fatto vedere come si taglia la legna, come si spacca la legna, quali sono i macchinari che vengono utilizzati. Ci sono molte imprese che presenteranno questi loro macchinari sia dentro nella fiera, sia all'aperto, nello spazio aperto che la fiera offre. E poi ci sono anche dei convegni che approfondiscono il tema, perché il filo, diciamo, comune denominatore che lega un po' tutta questa manifestazione è la tempesta nell'aspetto suo negativo che c'è stata esattamente circa un anno fa, insomma. Quindi un'espressione, qualcosa che è stato molto negativo dal punto di vista ambientale, che fa parte di questo, diciamo, maledetto ormai cambiamento climatico che sta portando tante devastazioni da noi e anche in tutto il mondo. Quindi c'è un aspetto ambientale molto importante, prendere una lezione, capire che c'è un aspetto ambientale da tutelare e quindi questa è la prima cosa, no? Fare attenzione all'ambiente, per cui ci saranno incontri, convegni che parleranno di questo tema ma anche di temi molto legati all'agricoltura, all'agricoltura di montagna, cosa fare delle piante, come sostituirle, che tipo di piante impiantare, mica per forza alberi, no? Noi come Fiera, con Veneto Agricoltura, parteciperemo a un progetto europeo dove si vuole per esempio incentivare la coltivazione dei frutti di bosco e di altre specie vegetali, no? Per cui cose anche utili, no? Che si possono dopo vendere. E difatti il secondo aspetto, dopo quello ambientale, è quello del problema della montagna, che soffre non solo aspetti climatici, aspetti infrastrutturali, ma anche di spopolamento. E quindi noi presenteremo l'indice anche di un nuovo studio che faremo insieme con la CGA di Mestre sugli effetti positivi che avrebbero le esenzioni fiscali a favore di questi territori. Però non c'è per il Molise l'iniziativa di 700 euro per chi va a risiedere nei comuni spopolati, disabitati? Allora, le iniziative sono molte, ci sono i fondi europei molto importanti che danno anche di più di 700 euro. Io dico sempre, noi paghiamo il 2% delle nostre tasse a Bruxelles, ma ci ritornano un sacco di soldi. Ma non lo sappiamo utilizzare? Non li sappiamo utilizzare però fino a un certo punto, perché in Veneto c'è un utilizzo molto buono di questi fondi, ci sono dei contributi che vengono dati tramite la regione oppure si può, e noi diamo anche questo servizio come Fiera, possiamo aiutare le imprese o i cittadini che vogliono ottenere dei fondi europei, siamo in grado di fornire anche questo servizio che può essere di grande utilità per il cittadino o per l'impresa. Quindi ci sono i contributi che servono a questo obiettivo, attirare persone, per esempio a coltivare la terra, per esempio a fare allevamento, a fare investimenti in montagna. Però noi vogliamo andare oltre, perché il contributo è sempre qualcosa che necessita di un aiuto da parte del consulente, da parte di un ente, poi c'è una procedura burocratica. Noi siamo soprattutto per le esenzioni fiscali, perché quelle è come, faccio un esempio, le ristrutturazioni della casa. Sì. Tu le metti direttamente in dichiarazione dei redditi, così se uno sta in montagna dovrebbe secondo noi avere il diritto di avere un'esenzione fiscale, al limite sarà l'Agenzia delle Entrate a controllare che tu abbia fatto bene la tua dichiarazione dei redditi, ma la metti automaticamente in dichiarazione dei redditi e questo è tecnicamente possibile, è possibile anche in base alla normativa europea, stando ovviamente entro certi limiti
e si potrebbe arrivare ad ipotizzare delle esenzioni fiscali addirittura fino a 200.000 euro nell'arco di 3 anni a favore di un'impresa. E 200.000 euro come massimo nell'arco di 2 anni, però sono tanti se un'impresa è piccola. E quindi questa cosa qua noi la vogliamo portare anche all'attenzione delle autorità politiche, delle autorità di governo nazionale, alle autorità di governo regionale. Quindi questa iniziativa nasce su impulso soprattutto della Longarone Fiere, della provincia di Belluno, del comune di Longarone, e abbiamo avuto l'aiuto anche di Veneto Agricoltura. Quindi Veneto Agricoltura è un aspetto importante anche per la sperimentazione in certo qual modo, perché con i suoi vivai può studiare sul territorio quali sono le specie che possono essere più idonee per non poi un domani avere dei problemi con specie non autoctone, perché poi tutto sommato quello è l'altro aspetto, no? Infatti prima stavamo guardando, no, le imprese che sono presenti, intanto sono presenti nei padiglioni della fiera. Ci sono i padiglioni, ricordiamolo. Esatto, sono i padiglioni della fiera. Ci sono presenti le associazioni di categoria a cui va il nostro primo ringraziamento, perché abbiamo una fortissima partecipazione da parte delle associazioni del settore più importanti, le Confagricoltura, Coldiretti, poi noi abbiamo la Confartigianato, la Confcommercio, altre associazioni che ci stanno dando una mano e che stanno portando molte imprese ad esporre. Ma poi abbiamo vari soggetti, per esempio abbiamo la Fondazione Angelini che si sta occupando tantissimo nella zona del Bellunese di questo tema delle foreste. Abbiamo il CAI, il Club Alpino Italiano, che ha il grande merito anche di curare molti sentieri che servono poi per noi durante l'estate per poter camminare in montagna e per attirare i turisti. Per cui abbiamo a 360 gradi, perché? Perché il legno è una materia fondamentale. E quindi dal momento dello schianto o della raccolta dell'albero si arriva fino addirittura, e qui sottolineo anche per gli amanti del settore, abbiamo arte in fiera. Cioè abbiamo una raccolta, credo la più completa che ci sia mai stata, di arte del legno, sculture di legno, tutto fatto su base di legno. Ci sarà anche un artista che ripeterà, e questo piacerà a moltissimi, soprattutto ai più giovani, l'ambiente che c'è stato durante la vaia, quindi un ambiente riprodotto in piccolo, con tutti i tempesta, i lampi, il vento, i rumori, e l'acqua che veniva giù a catinelle, diciamo, no? Quindi c'è una parte anche dedicata alla cosiddetta sublimazione del legno. Dalla raccolta tu fai l'uso, lo usi anche per bruciarlo, per fare gli arredi, per costruire case, e arrivare poi, dopo tanti utilizzi, fino all'arte. E ci sarà quindi anche questo aspetto importante con fra i migliori artisti e coloro che hanno, diciamo, dato un contributo anche per mettere in evidenza il dramma del legno. A proposito, abbiamo anche delle foto di quello che sono stati gli schianti, quindi gli alberi abbattuti, che è possibile vedere in zona. Che fine ha fatto o sta facendo tutto quel legname? Qua vediamo alcune esempi. Lì c'è una bella foto che fa vedere una piccola parte, no? Perché quest'estate, per chi fra di voi ha avuto piacere ad andare a fare delle gite, ebbene ci sono delle zone dove effettivamente sono stati raccolti, messi in ordine, tagliati, quindi i tronchi sono lì pronti per essere, diciamo, venduti. Però mi viene in mente... Alberi, qua vediamo sanissimi, tra l'altro. Esatto, fra l'altro sanissimi. Mi viene in mente però la zona, quella davanti a Pieve di Livina al Longo, in particolar modo, almeno una delle tante, voglio dire, lì intorno c'è stata una devastazione, certo, una concentrazione di devastazione fortissima. Ebbene, tutto il lato che va dall'altra parte, dove c'è il villaggetto di Dagai, Ornella, eccetera, è una zona dove gli alberi non sono stati assolutamente ancora tagliati, raccolti. Quindi sono ancora lì schiantati? Assolutamente, tu passi lì a piedi o con l'auto, hai anche un po' di timore, no? Perché vedi, questi sembrano, diciamo, degli stecchini come del gioco Shanghai, sì, no? Che sono tutti buttati lì su queste pendii delle montagne. Secondo me alcuni pendii sono particolarmente ripidi, uno ha la sensazione quasi che ti cada addosso. Allora, ecco, questo è qualcosa che bisogna fare entro un breve tempo, perché sennò quel legno, passato 2 anni, comincia a marcire, non è più vendibile. L'altra cosa che noi avevamo proposto, ma sulla quale non abbiamo ancora visto
che sia stato fatto qualcosa era quella di stoccare anche il legno, ma ovviamente prima bisogna raccoglierlo, tagliarlo, ci vogliono delle macchine notevoli, ci vuole manodopera, ci sono certi costi e noi dobbiamo essere grati soprattutto ai volontari, perché soprattutto nel periodo subito dopo la tempesta caspita, è stati i volontari che non mica sono arrivati i soldi ovviamente in tempo reale, sono stati i volontari bellunesi, più tanta gente che è arrivata anche dalla pianura. L'altro giorno facevo una gita, no? E c'era una coppia di persone che stava dedicando il suo tempo libero, ovviamente con l'autorizzazione delle regole, con l'autorizzazione delle autorità preposte, a tagliare i tronchi di legno che erano messi sulla strada, sui sentieri, a metterli in ordine affinché questi fossero venduti. Quindi un'azione di volontariato stupenda, perché c'è necessità di manodopera, di persone. Però comunque per lo più l'utilizzo per la vendita, per diciamo che l'utilizzo del legno in questo caso è soprattutto evidentemente per la vendita, più sano è, più può essere venduto a un buon prezzo, però il problema è che essendoci una massa, che il mercato è stato inondato da una massa all'improvviso, ecco, ribadisco che quello che sarebbe importante sarebbe che tanti di quei capannoni inutilizzati che ci sono in pianura, insisto, dovrebbero, basta poco, essere utilizzati per stoccare il legno, comunque per metterlo un minimo al riparo delle intemperie. Perché il problema è stoccarlo, però anche il trasporto di questo legname. E poi certo il trasporto, però il problema più grande, adesso io non sono così specializzato come lo saranno tutte le persone dell'università, di tutti gli enti preposti che verranno a parlare di tutto questo, perché faremo il punto della situazione dal punto di vista organizzativo, scientifico, tecnologico, che sarà interessantissimo. Però, anche se non ho molta esperienza, il problema più grande non è il trasporto, il problema più grande è il taglio e il recupero nelle zone, soprattutto dove c'è forte pendenza, perché è anche pericoloso evidentemente. Quindi restano ancora queste persone? Sono tantissimi, meno nella zona, anche perché è stata meno devastata, del Trentino e dell'Alto Adige, anche perché beati loro, sono a statuto autonomo e quindi l'autonomia che non riusciamo ad avere per il Veneto, loro invece ce l'hanno già. E si vede la differenza anche con la tempesta Vaia. Loro che hanno l'autonomia hanno già sistemato quasi tutto. Noi che non lo abbiamo rimaniamo indietro. Per limiti di carattere economico. Per limiti di carattere non tanto di competenze ma soprattutto di carattere economico. E carattere proprio anche economico vuol dire che in certi casi non abbiamo le loro stesse attrezzature. Se noi guardiamo per esempio gli spalaneve che abbiamo noi e che hanno loro dall'altra parte, hanno delle macchine che sono sicuramente molto più all'avanguardia. Se noi avessimo l'autonomia in Veneto e soprattutto direi nella provincia di Belluno, per non avere questa concorrenza anche sleale, involontaria ma sleale con le altre province confinanti, noi potremmo permetterci di far risparmiare lo Stato e di avere più mezzi e più personale dedicato in provincia di Belluno. Quindi l'autonomia si dimostra, anche questi disastri dimostrano quanto sia essenziale, come noi che abbiamo votato al referendum con stragrande maggioranza non dobbiamo mai dimenticarci di quel voto che abbiamo dato, che aspetta di essere, diciamo, rispettato. Magari i cittadini non se ne dimenticano, è che c'è qualcun altro che se ne dimentica. Se ne dimenticano molto, sì, della capitale, esatto. Sì, di vari voti dati, ma diciamo che le manifestazioni... Una cosa brutta, diciamo, una cosa brutta questa. Di democrazia sono un po' così. Allora, tornando a noi invece, io vedo che c'è un bel programma molto molto ricco, però quello che incuriosisce, perché puntare l'attenzione, al di là del fatto che di Vaia, eccetera, sulle foreste? Che cos'è che l'ha stuzzicata, che l'ha spinta a investire tanto, perché poi sono tante anche le aziende che parteciperanno. Sì, infatti noi abbiamo investito molte risorse perché questa prima edizione, a cui seguiranno ogni anno delle altre edizioni, ogni anno la faremo, questa prima edizione la facciamo anche gratuitamente. Come? L'ha inventata lei? L'abbiamo inventata, sì. Non solo io, perché ho sentito tutto quello che mi dicevano intorno e sono cose che nascono sempre anche con i collaboratori. Io ascolto moltissimo, a me piace sentire, ascoltare, perché così si imparano un sacco di cose. Quindi avevo capito che bisognava assolutamente, dopo il disastro, trasformare il disastro in un fatto positivo, perché è sempre possibile dal male cercare di prendere qualcosa di positivo. E quindi l'idea nasce proprio perché io ero lì quando è iniziato a arrivare i nuvoloni, arrivare tutta la situazione terribile che ha creato poi la tempesta Vaia. Che per fortuna è stata prevista. Per fortuna c'è stata una grande previsione, perché addirittura dentro in fiera
abbiamo avuto un tetto della fiera, di un padiglione che è stato sollevato di 1 metro e per fortuna si è riposizionato lì dove era. Per cui, di 1 metro di... Per forza, sì, per forza, non per forza, ma purtroppo perché è talmente violento il vento che si è incuneato sotto e quindi è riuscito in qualche modo a tirare su. Avete preso una paura notevole paura abbiamo preso, e poi anche noi abbiamo avuto un po' di crisi perché in quel periodo lì noi avevamo a Redamont la fiera degli arredi che si terrà che dura una decina di giorni a fine di ottobre e arriva fino all'inizio di novembre, no? Quindi era in pieno svolgimento la fiera, per fortuna avevamo tenuto fuori, esatto, abbiamo seguito, abbiamo chiuso quel giorno la fiera per evitare che chiunque entrasse, ma alcuni espositori c'erano i guardiani, c'eravamo noi, abbiamo visto questa cosa impressionante e adesso noi stiamo anche aspettando i rimborsi per i danni che sono stati avuti da parte di tutto l'immobile perché sono quella promessa che speriamo verrà mantenuta nei prossimi mesi dei finanziamenti per coloro che hanno avuto privati, pubblici, danni agli immobili. Ma ricordiamo, dove abbiamo visto gli alberi che sono stati buttati giù come degli stuzzicadenti, ci sono stati solo nella strada che va fra Colle Santa Lucia ed Arabba, quindi tutta quella parte lì, dove in mezzo c'è Pieve di Livina al Longo, ci sono state almeno 100 case scoperchiate. Anche case scoperchiate, di questo si è parlato centinaio, sì. Quindi voglio dire, è stata una cosa veramente impressionante, perché era come fosse un vento che non arrivava dal basso, ma arrivava dall'alto e arrivava concentrato in alcuni punti. Infatti, un fenomeno nuovo, diciamo. Esatto, che si spera non si ripresenti più. Che speriamo, esatto, non assolutamente. Più. Torniamo un po' su questi temi, poi ancora nel merito specifico di questa iniziativa che è anche molto bella perché è varia, è veramente di tutto un po'. Dopo la pubblicità, tra poco.